Ciao, sono a casa di Babbo, esattamente nel cortile dei nonni, di nonno Eugenio, nonna Pasqualina e della mia zia Barbara. Oggi è giovedì santo e voglio approfittarne per raccontarvi alcuni aneddoti del mio paese. Intanto guardate qua, lei è zia Eugenia Olianas, in braccio c'è mio fratello Riccardo quando era piccolino. Zia Eugenia Olianas che io chiamavo semplicemente Gegge perché non sapevo appunto pronunciare il nome Eugenia. Era sposata col fratello di mia bisnonna, con Seraffieli, mia bisnonna Agnese. In questa occasione, nella ricorrenza del Giovedì Santo, lei ci ripeteva sempre questo. Ehm, Era molto, molto devota, molto credente. È legata anche a tutti i rituali della Settimana Santa. Lei ci diceva sempre: chi non può discoranta, fai a Giovia Santa, prima e ultima di, può di perdonare. Come saprete, la Quaresima dura 40 giorni, da mercoledì delle Ceneri alla Domenica delle Palme. E poi c'è tutta la Settimana Santa. Da domani inizia il Triduo Pasquale. La chiesa domani sarà al massimo del suo lutto e oggi invece è il giorno in cui si ricorda l'ultima cena e lei suole ripetere sempre questo modo di dire, questo dictu che appunto invitava le persone a digiunare, a rinunciare a qualcosa che piace, proprio per onorare in qualche maniera la Quaresima. A presto.